amici podisti, ben ritrovati col nostro video diario di Coppa Friuli. Siamo qua a Udine per commentare questa tappa, la quinta mi pare, ogni tanto hai lapsus, questa quinta tappa che è stata corsa insieme alla Gazzetta Run, come abbiamo già ampiamente detto nel video di presentazione. Devo però chiedere scusa per questo dopo corsa, perché purtroppo sul luogo dell'arrivo, lì nella zona, diciamo, dove dovevamo piazzarci per fare il tutto, non c'era abbastanza luce, quindi sarà un dopo corsa molto, molto breve, non completo di molte interviste, perché, torno a dire, purtroppo non c'era luce e qua il regista non poteva fare adesso ride, non poteva fare il video come in maniera seria, insomma, e giusta, come doveva essere fatto tecnicamente, quindi per questa volta mi dispiace, ma sarà un po' più misero, quindi ci rifaremo la prossima volta e vi aspetto già da adesso, insomma vi invito a venire presto quando ci vedete, perché questa corsa è stata in notturna, quindi di sera, è partita alle 8 e quindi l'illuminazione era scarsa. Torno a dire, mi dispiace, ma questa volta è andata così. Adesso parliamo della corsa, bando alle ciance. Beh, è una prova comunque interessante, è un percorso impegnativo, perché si correva quasi tutto sul pavé, 10 chilometri, anche se così adesso sondando, passando, mi sembra che però erano più di 10, ci sono un po' così sentiti vari pareri, erano quasi 11, adesso poi insomma vedremo, ricontrolleranno, ci sono stati forse un po' di allungamenti, adesso così sentivo. Quindi si è corso alle 8 in notturna, una bella serata, non era tanto caldo, tantissima gente, perché tra tutti quanti eravamo più di 1000, quindi una bella invasione di podisti nelle vie del centro. La corsa, come ho detto, è stata molto bella, molto combattuta anche, specialmente nel primo giro, poi nel secondo già c'erano un po' più sfilati, il gruppo si è un po' più sfilato insomma vederle c'erano parecchie facce stanche, ha impegnato abbastanza muscolarmente, penso, insomma, un po' tutti quanti. Adesso insomma abbiamo beccato qua un paio dei nostri, sentiamo giusto due commenti a caldo dopo la corsa, adesso vado a beccare i nostri. Ecco, siamo qua con Alberto, che adesso ci racconta un pochettino come è andata la gara. Io l'ho visto arrivare bello sudato, quindi penso che ci abbia dato dentro, direi. Com'è andata allora? Ma rispetto a quelle che erano le mie aspettative, diciamo accettabilmente. Dopo il primo giro mi ero illuso di realizzare oggi il mio personal best sulle corte distanze. Dopo però sono venuto a più miti consigli, perché è subentrato il peso della fatica dei giri successivi. È un percorso che ha sempre avuto il suo fascino nelle due volte in cui mi è capitato di farla. Hai fatto solo... sì, perché quest'anno era il terzo anno, sì, quindi l'anno scorso. L'anno scorso erano 9,35 350 metri di percorso, quest'anno 10,930. Che precisione! Proprio al centesimo, al centimetro, millimetro, misurato preciso. No, da GPS. Nel frattempo probabilmente sono cambiato io rispetto all'anno scorso, parlo appunto della mia esperienza personale, e posso essere soddisfatto di questo cambiamento. In generale devo rilevare, sempre dal mio punto di vista personale, è stato un bel percorso. Dispiace per qualche pecca organizzativa riguardante l'illuminazione in qualche punto e la mancata vigilanza sugli attraversamenti pedonali, soprattutto verso la fine della gara, che hanno rischiato di mettere a repentaglio l'incolumità di chi attraversava. Cioè nell'ultima parte del percorso, dici? Nel terzo giro questo.
Comunque, a parte queste che sono considerazioni episodiche, per il resto direi una buona È gara. andata bene? Non benissimo, diciamo nella media, ecco. Ti sei stancato perché correre sul pavé così, insomma, bene o male impegna un po'. Non tanto quello, pensavo anch'io che fosse un aspetto tecnico che incidesse in senso negativo, invece ha più inciso in quel senso tutta la serie, la sequela di curve, di cambi di direzione del percorso, che toglievano concentrazione qualora uno volesse impostare un ritmo costante, per cui non era un percorso veloce. Quindi se dovendo ricercare l'occasione in cui realizzare il personal best, parlavo anche con te e anche con Marco, dovrò aspettare qualche percorso un po' più veloce. Beh, ce ne saranno. Dai. Come me. Beh, ecco, subito così svalutarsi, ma insomma, dai. No, beh, questo sì, insomma, sarà per le prossime volte. Non era come tracciato sicuramente da poter fare grandi tempi, perché tante curve, come hai detto tu, purtroppo sì. Fino a circa metà gara mi ero illuso di potercela fare per un secondo, 2 al chilometro, ma comunque, ripeto, sono cose anche che si possono tranquillamente rimandare. Beh, quindi comunque insomma soddisfatto, sì, devo aggiungere anch'io che ho notato anch'io quelle cose che diceva lui sul presidio di certi punti che magari attraversava la gente così, però purtroppo lì magari più che una pecca proprio dell'organizzazione bisogna sempre fare i conti un po' con la maleducazione della gente che purtroppo prende diciamo, queste belle manifestazioni che invadono pacificamente il centro storico, tante volte più come una rottura, più come una seccatura, devono andare a parcheggiare la macchina, devono passare in quel preciso secondo perché non possono aspettare che passino un po' di podisti. Cosa dobbiamo fare? Dispiace perché diciamo, dovrebbe essere un inning più comprensivo da parte del pubblico, della gente che incontriamo sul nostro percorso, oltre che anche insomma magari si può anche verificare qualche situazione in cui un po' di rischio anche per i podisti. Comunque insomma quello era giusto per dire queste due cose. Anche quello sull'illuminazione l'ho notato anch'io, caro sul percorso, specialmente nell'ultimo giro, ormai era l'imbrunire, però purtroppo l'illuminazione è regolata con la sensibilità così della luce, e così è stato, però insomma un po' da sottolineare anche quello, ma quello insomma non è colpa di nessuno perché è stata regolata così, quindi non ci possiamo fare niente. Bene, comunque mi pare che tutto positivo, la corsa è andata bene. A dopo. Ecco, adesso sentiamo anche le impressioni di Katia, che quest'anno è la prima volta che corre la Coppa Friuli. Oggi l'ho vista arrivare comunque contenta ed entusiasta, mi confermi? Sì, sì. È andata bene? Beh sì, pensavo peggio. Il mio comunque obiettivo è arrivare comunque alla fine, cercare almeno di farlo, e comunque sì, mi sono divertita. È stata un po' dura, niente. Un po' faticosa? Un po' faticosa, sì, soprattutto anche la salita dei giardini si metteva un po' alla prova. È un piccolo strappetto, però comunque non tanto magari al primo giro, magari secondo o terzo, un po' già che si hanno sulle gambe, no? Quasi 10 chilometri, bene o male un po' impegna, comunque non hai avuto problemi, insomma è andato tutto bene. No, tutto bene, non ho avuto grossi problemi, a parte sì, gli attraversamenti delle persone, delle macchine, delle bici, delle moto, dei motorini, eccetera. Altro? Vabbè. Non c'erano animali. Beh, vabbè, comunque vedete che purtroppo sì, hanno notato queste cose, ma come bisogna fare appello all'educazione delle persone, quello insomma si sa che sono cose che non dipendono da noi. Il podista quando è in gara su una competitiva non deve certo preoccuparsi di guardare negli attraversamenti, perché si deve passare in sicurezza. Comunque insomma è andata bene, dai. Ecco, quindi proseguiamo su questo passo. Cerchiamo. Bene, grazie anche a Katia.
Bene amici podisti, chiudiamo qua questo dopo corsa, chiedo nuovamente scusa se è stato un po' anomalo così, ma torno a dire, in notturna non c'era sufficiente luce. Io vi ringrazio comunque se l'avete guardato, vi do appuntamento ai prossimi video, ci ritroveremo fra 2 settimane con la tappa di San Martino al Tagliamento, torneremo domenica mattina così ci sarà luce a sufficienza e speriamo bel tempo. Grazie comunque di aver seguito questo commento. Niente, io vi saluto come sempre, buoni allenamenti e ci rivediamo alla prossima tappa di San Martino al Tagliamento. Grazie a tutti, ciao!